Buongiorno al Parco Nazionale dello Stelvio. Oggi vi portiamo a Rifugio Larcher al Cevedale. Abbiamo parcheggiato l'auto in località Malga Frabon e ora prendiamo questo sentierino che ci porta fino a Malga Mare, da dove si partiva prima che chiudessero la strada. Eventualmente c'è sempre la forestale che porta fin lì, però non è praticabile alle auto. Partiamo. Sometimes winning's losing fast and moving past who is right and who is wrong. And sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not. 'Cause our love is too strong for that kind of talk to be more than a thought. Malga Mare è quasi raggiunta, sta lì. Noi ora seguiamo il sentiero 123 in direzione Lago del Careser. We both need our space, and it's the only way to feel. Ci siamo alzati un po' e ci fermiamo ad ammirare questa bellissima cascata che scende dal ghiacciaio del Viozzo. You and me, and took our whole world going black, oh, and fading fast, just to finally see that all that we have is all that we need. If you were the stars and if I was the sky, I'd be. Usciamo dal bosco e il panorama si apre sul ghiacciaio del Vioz. Là riusciamo a intravedere anche l'omonimo rifugio, molto bello anche quello, ci siamo andati qualche anno fa, dovremo tornare. Just to see if another's lonely night, so I'm sending you a message through a broken satellite. I love you, I love you, I love you, sundown to sunrise. E adesso la vista si apre anche sul ghiacciaio del Cevedale. Guardate amici del canale che bello questo posto. Abbiamo deciso di percorrere il sentiero dei laghi per raggiungere il rifugio e scendere per il 102, che comunque può essere un'alternativa perché per chi non vuole allungare troppo il percorso. Ma che bravo, la memorizzo quante cose che sa. Sundown to sunrise. It was always you. Can't help myself. I love you. 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 If you were the stars and if I was the sky, I'd be jealous just to see fit. In 2 ore raggiungiamo il bacino artificiale del lago di Careser. Guardate che meraviglia! Qui c'è anche un museo glaciologico per gli amanti della storia dei ghiacciai. Ora noi facciamo una piccola pausa, poi proseguiamo sempre sul 123 in direzione Lago Nero.
Non vedo l'ora di vedere il museo. This lonely night, someone sending you a message through a broken satellite. I love you. Amici del canale, per gli amanti della storia dei ghiacciai, questo museo è molto interessante. Come potete vedere ci sono parecchie informazioni. I love you, sundown to sunrise. Oh, sundown to sunrise. Hey, sundown to sunrise. Subito dopo il Careser incontriamo il Lago Nero, un piccolo gioiellino dove si specchiano i ghiacciai. Guardate che meraviglia. Vorrei dire che la maggior parte del dislivello positivo è quasi terminata. Ora proseguiamo in direzione Lago Lungo. Daddy didn't raise no fool, wouldn't let her date a boy till he taught her how to shoot. Daddy didn't play no games, wouldn't Ora stiamo costeggiando il bellissimo Lago Lungo e proseguiamo fino al bivio col sentiero 104. trade her name for a fake I do. Oh, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. Ora amici del canale lasciamo il sentiero 123 e proseguiamo per il sentiero 104. The target is you. If you leave us standing all alone at the altar, daddy's daughter got a Smith and Wesson pistol that her daddy bought her hidden in a garter, and she ain't afraid to use it. It's up to Ho raggiunto l'ultimo lago, il lago delle marmotte. Guardate che bello. Adesso qua sotto c'è il rifugio. Sei felice, Dom? Che era una osticane. Dai che andiamo a mangiare qualcosa invece la birretta. why you're gonna be blood, just blood in the water, 'cause she can't help but knowing what her daddy taught, and she's her daddy's daughter. In meno di 4 ore abbiamo raggiunto il rifugio Larcher a Cevedale, percorrendo il Giro dei Laghi. 10 km, 999 metri il dislivello. Ora ci aspetta un buon pranzo e una bella birretta. Sembra correttissimo. Forza che andiamo, dai. Il rifugio, costruito nel 1882, prende il nome dal senatore Guido Larcher. Si affaccia sulla Val Venezia e sul ghiacciaio del Bioz, della Mare e del Cevedale. Andiamo a visitare la chiesetta dedicata ai caduti della montagna. Church bells ring, oh, you better get down on your knees. Get to praying for forgiveness. Lord knows you're gonna need it. Oh, you better know what you're getting into. E ora ragazzi torniamo seguendo il sentiero 102. This ain't no shotgun wedding that you're used to. The target is you. If you leave us standing all alone at the altar, daddy's daughter got a Smith and Wesson pistol that her daddy bought her hidden in a garter, and she ain't afraid to use it. It's up to you. Why you gonna be blood, just blood in the water, 'cause she can't help but knowing what her daddy taught, and she's her daddy's daughter. 5 ore e 45, 14 km, 1000 metri di dislivello, manca ancora mezz'ora ad arrivare all'auto.
Giro bellissimo, vorrei dire adatto a tutti, a parte il dislivello impegnativo, però non ci sono punti esposti, lo consiglio veramente. Lascio l'ultima parola a Dora. Ecco, chi vuole fare un giro un po' più soft può fare quello che abbiamo fatto noi al contrario, che in un'ora e mezza siamo venuti giù dal Rifugio Cevedale. Dai, spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto come sempre vi chiedo di mettere un bel like, un pollice in su e mi raccomando, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da rimanere aggiornati sulle nostre prossime avventure. In descrizione come sempre metterò la traccia esatta del percorso scaricabile gratuitamente e le coordinate del parcheggio. Un saluto da Luciana. e mi che sono sempre mi. Sometimes winning's losing fast and moving past who is right and who is wrong. And sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not. 'Cause our love is too strong for that kind of talk to be more than a thought.